Allora lei è una coppia, no? Che si è appena sposata e va a abitare sua casa nuova, no? E era che fa l'uala, mi pensaria avere un buon can da guardia che gira per il giardino, va dappertutto, per la sicurezza, te sa? Che pensi, mi sabato sono a casa a lavorare, te regali un bel can, te fai vedermi. Arriva il sabato e si presenta su un canile, buongiorno, buongiorno. Mi sono qua per un can, mi piacerebbe avere un alano, lui alano, lo galo, madonna, lo galo, che fa vedere, che bello sto alano, ma cosa che viene? Di 6.000 euro, 6.000 euro sto alano qua, sì, fa, ma massa che no, mutuo da pagare, no. Un pitbull non lo varie, un pitbull magari pesaria proprio i pitbull, madonna che no, uno qua guarda ha vinto gare nazionali, internazionali, regionali, ti ho fatto vedere, ti ho fatto vedere, belcio, cosa che viene? 8.000 euro, 8.000 euro? No, che fai mio, no. Guarda, ma cosa che ti serve il can alla fine? Mi serve per la guardia, adesso che penso mi vado a aprire un baraghin, arriva lì con un cagnetto di piccinico, così una trapoeta, guarda qua. Ma cosa che te fa con quei cani lì? Ma cosa tu fate? Che è una spiazzata sui suri e non ti lo trovi neanche qui? Ah, sto qua e te fai vedere me. Dic! Carena! Do chili di segadura per terra. Dic! Tavola! 5 kg di segadura per terra. Ah, boia, cosa che viene? 500 euro ti porta a casa così come che le... Ah, lo compri subito, ci tira fuori skate, firma la carta e si porta a casa e si presenta da sua moglie. Guarda qua cosa che ti porta a casa. Ah, ma sei tu insieme io? Ma tu dita che vuoi un can grande, non te vede? Cosa va tu porta a casa? Ah, aspetta un attimo, ti fai vedermi questo cane, cosa che fa? Dic, carega! Madonna, 2 kg di segadura per terra. Dic, toma! 5 kg di segadura per terra. E cazzo! Un etto di carne macinata per terra.